In primo grado la condanna, in secondo sentenza ribaltata e per Eugenio Dorsi, ultimo presidente della provincia regionale di Agrigento, la soluzione decisa dalla Corte d'Appello lo libera da un grande peso che per gli anni gli ha tolto quasi il respiro umano e politico, anche se lui si è sempre professata una persona per bene, pulita. Accanto a lui in questi 7 lunghi anni di battaglia giudiziaria soprattutto la famiglia, la moglie e i 2 figli. E oggi Giuseppe, che è anche consigliere comunale del paese di origine Palma di Montechiaro, ha voluto pubblicamente esprimere il disagio, il dolore, la sofferenza, ma anche la fede e la fiducia, e lo ha fatto tramite una lettera che inizia così: abbiamo sempre confidato nella giustizia, intendendo per essa, afferma Giuseppe Dorsi, non solo l'organismo giudicante e il suo organigramma, ma l'essenza di essa incarnata da quella che nella iconografia più classica è una bilancia con 2 piatti. E se da un lato, aggiunge il figlio dell'ex presidente, hanno pesato l'onta dell'accusa e il dolore dell'umiliazione di ciò che abbiamo sempre ritenuto uno schiaffo all'onestà del sacrificio per la propria terra e i propri ideali, dall'altro, a fare da contrappeso per restituirci la dignità del vivere, hanno contribuito l'affetto dei familiari ed amici e la certezza inscalfibile di mio padre nelle istituzioni. E così abbiamo affrontato anche la sofferenza dell'essere esposti al pubblico ludibrio da un certo tipo di giornalismo d'inchiesta che continuiamo ad apprezzare tuttora per le meritori battaglie nei confronti della legalità, ma che ha la colpa, sottolinea ancora Giuseppe Dorsi, di dover sparare nel mucchio talvolta per tenere alta l'audience, distruggendo chi abbia un ruolo politico, certe volte per un assurdo a prioristicamente e eufemisticamente ingeneroso. E fu così che affrontammo anche la condanna già scritta dalla TV. Certi però che questa spada di Damocle l'avremmo girata sulla coscienza di chi aveva giudicato mio padre prima che la giustizia, quella vera, potesse fare il suo corso. Ed è per questo che oggi la nostra bilancia pende nuovamente dalla parte della gioia di poter portare a testa alta l'onorabilità del nostro cognome, quanto la serenità del nostro cuore, libero dal peso di una condanna che nostro Signore non aveva però scritto per mio padre. Assolto perché il fatto non sussiste. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo hanno cancellato anche la residua condanna a 1 anno di reclusione. A lui, oggi auguro, osserva ancora Giuseppe Dorsi, di poter tornare con fierezza a dedicarsi alla sua terra e ai suoi concittadini. Un semplice messaggio di scuse da chi, anche in TV, lo aveva già condannato. Non ci restituirebbe il tempo della sofferenza, ma ci darebbe almeno la gioia di sapere che chi sbaglia, essendo umano, può sempre confidare nel perdono degli uomini giusti e di nostro Signore, conclude la lettera del figlio dell'ex presidente della provincia regionale di Agrigento.